L'olio siciliano quest'anno con un grande rilancio dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio è qui al Vinitaly con un nuovo stand, con una nuova posizione, ma soprattutto raccontando il successo che l'olio conquista giorno dopo giorno sui mercati. L'olio siciliano tra le sue cultivar oggi raccoglie premi, viene considerato non soltanto un alimento ma anche qualcosa che fa bene ai nostri concittadini. È un grande rilancio, una stagione davvero positiva per gli olivicoltori siciliani che si sono anche ritrovati all'interno finalmente di un IGP nel 2023 e che vedono il governo a fianco a loro per i nuovi investimenti. Oggi sempre di più vogliamo promuovere quella che è la cultura che gira intorno all'olivocoltura, cioè a quel turismo dedicato che ammira i nostri paesaggi, che viene a trovarci nei nostri straordinari palazzi rurali, ma che soprattutto può mettere insieme con i test quello che è la capacità organolettica che l'olio siciliano ha rispetto agli oli del nostro paese, ma soprattutto agli oli di importazione. Io sono convinto che l'olio siciliano, grazie alla forza dei produttori, nei prossimi anni scalerà non soltanto nuove classifiche, ma si posizionerà come prodotto ad alta redditività per l'agricoltura siciliana. Tra olio, vino biologico e tutto quello che oggi è la nostra produzione di nicchia siciliana si ritrova all'interno del Sol, con un investimento importante che come governo abbiamo voluto mettere in campo per stargli a fianco, ma soprattutto per guardare con gli occhi quello che i produttori riescono a fare. Nei campi riusciamo a fare eccellenza e il governo si sta impegnando per valorizzarle al meglio. La Sicilia, possiamo dire, si conferma come brand di prestigio dell'enologia internazionale e quindi questa grande ricchezza, l'identità, la ricchezza della diversità enologica dell'enologia siciliana, questi 140 produttori che riescono a raccontare in ogni prodotto un lembo del territorio a cui appartengono, danno sicuramente al consumatore un'idea di vino che è moderno, di un vino dove c'è stata un'innovazione, ma dove si continua a rispettare fortemente la tradizione di un'isola che nel corso dei millenni è stata uno scrigno di biodiversità. Se oggi noi ci ritroviamo a parlare il linguaggio di vitigni internazionali come il Cabernet, il Merlot, il Chardonnay, ma dei vitigni autoctoni come il Nero d'Avola, il Grillo, il Nerello Mascalese, il Carricante, il Frappato, o per citare anche quelli che vengono definiti vitigni reliquie, a cominciare dal Bitararolo, significa che è una regione che investe in innovazione e ricerca e continua attraverso la sua biodiversità a dare una caratteristica di originalità e di ripetibilità ai propri vini. Nel senso che queste varietà sono le varietà che ha selezionato la natura. Avendole selezionate la natura, noi poi oggi l'abbiamo iscritta nel registro nazionale delle varietà, sono un po' come il frutto di una selezione millenaria. Quindi le migliori per una resistenza al cambiamento climatico e per un adeguamento ai gusti del consumatore, perché spesso si dimentica che è la natura che ha selezionato questi vitigni. Oggi i nostri produttori sono riusciti a farne dei vini originali e ripetibili e quindi coniughiamo la conservazione della biodiversità e il nuovo trend dei consumi. Oggi le grandi sfide che si ritrova tutto il mondo del vino è da un lato quello del cambiamento climatico, piove poco, piove di meno, piove in una maniera assurda, ci sono situazioni come quelle dell'anno scorso dove la peronospora ha distrutto il vigneto Italia, quindi questi vitigni sono probabilmente più resistenti, quindi portano con sé un patrimonio genetico che si adatta fortemente all'ambiente. Ma la regione sia sul vino che sugli altri prodotti ha sempre investito in ricerca, ha investito in certificazione. L'Istituto regionale del vino e dell'olio è l'organismo ufficiale per la certificazione sia dei vini che degli oli di Sicilia. La regione è uno strumento che attraverso i piani di sviluppo rurale ha finanziato le ricerche sull'innovazione, sulla ricerca e la regione finanzia le iniziative sul brand Sicilia, quindi l'attività di internazionalizzazione sui mercati e su tutto quello che può servire perché questo brand Sicilia si possa affermare nel mondo.